Buon pomeriggio amici di Calcio a 5, siamo qui a Ferentino in casa per una importantissima partita nello scontro Ferentino-Pomezia Calcio a 5. Ci si sfida chi per il primo posto, chi per il quarto in zona playoff. È tutto pronto il sorteggio tra i capitani. Si stringono le mani i giocatori, il Ferentino in maglia arancio sfiderà contro il Pomezia Calcio a 5 nella sua solita maglia blu e rossa. Ci si aspetta una gran partita, è tutto pronto. Ancora palla gira verso Frattali che ricomincia il suo capitano, filtrante bene su Frattali, cioè 2 contro 1, pallone arriva dall'altra parte, può tirare del gol! 1-0 del Ferentino immediato al secondo minuto, si abbracciano i compagni, si sblocca la gara, in vantaggio la squadra di casa. Lo scambio ancora centralmente, si prende a sportellate bene, a centrocampo recupera col Di Ruzza, il tiro deviato alto. Campoli prova a chiuderlo, ci riesce, non c'è fallo secondo l'arbitro, ancora si stringe bene il numero 10, Di Ruzza scambia bene velocemente, arrivano fin di fronte al portiere, il tiro potente del numero 9 Campoli, è fuori però. Ancora il pallone riesce a filtrare, Campoli prova a incrociare sul secondo palo, sfiora un gran gol, sempre 1-0 Ferentino. Spazio anche Francinelli che la piazza a destra, cerca una giocata, adesso il tiro, fil di palo, sfiora il gol il Pomezia all'11° minuto, il pareggio. Il Ferentino adesso sul sinistro prova la giocata, Maccarinelli va giù, il tiro di Frattali, fuori di poco ma grande l'azione del Ferentino che punge e continua a creare occasioni. Sinistra insieme al compagno, dall'altra parte c'è Lippolis che viene anticipato, attenzione, molto bene, c'è Di Ruzza, a spazio il Ferentino che può provare a battere a rete alta, azione che poteva diventare il 2-0, ottimo comunque un tiro iniziativa di Di Ruzza. 14° minuto, Frattali sulla destra, si aiuta il compagno, bene il break, si prova il tiro in mezzo, attenzione del gol del Ferentino con Campoli, dopo la grande giocata del numero 2, il tiro, la parata, niente di che, forse di Martinelli, si avventa Campoli che mette a segno il gol del 2-0. Non è affidato Maccarinelli, Lippolis vede dall'altra parte, vede Bernardini, non lo serve, pallone di Campoli, viene anticipato, ancora Maccarinelli, cerca bene Bernardini, pallone filtrante, attenzione, il tiro, la parata fenomenale del numero 1 del Ferentino. Pallone filtrante, Campoli stoppa male, c'è un fallo secondo l'arbitro, anzi c'è un time out a favore del Pomezia Calcio a 5, risultato di 2-0, occasioni però da una parte e dall'altra, gara che sembra assolutamente aperta, tutta da vedere. Lippolis alla battuta, un solo uomo in barriera, il tiro forte ed è un gol meraviglioso di Lippolis che riapre la gara 2-1. Pallone che finisce, scaccia il fallo laterale, adesso attenzione, Frattali viene buttato giù, c'è un fallo a favore del Ferentino in zona d'attacco, la punizione. Frattali la prova e finisce qua il primo tempo col 2-1 a favore del Ferentino. Pomezia che ha reagito sfiorando addirittura il 2 pari con una punizione meravigliosa di Lippolis ed è da questo punteggio che si riprenderà il secondo tempo. Visto così l'arbitro, Lippolis, pallone in mezzo, lungo, Lippolis in mezzo a 2, gliela toglie, adesso Frattali riparte bene sulla destra, c'è spazio, pallone viene sterzato, dietro ancora per Frattali ed è il gol! Terzo gol del Ferentino che va in vantaggio, 2 lunghezze davanti, ottima l'azione iniziata da Frattali, continuata sulla destra e ancora per lui a porta vuota, batte a rete. Maccarinelli, riparte adesso il Pomezia che aveva iniziato bene il primo tempo. Da una buona iniziativa di Lippolis c'è stato un contropiede, è stato glaciale il Ferentino con la battuta
di Frattali. Adesso si riparte nuovamente, ancora sulla sinistra il tiro, la chiusura. Il numero 1 del Pomezia, prova a uscire intanto Maccarinelli. Pallone, attenzione, arriva sulla sinistra, bene Maccarinelli, pallone viene deviato dal portiere, gran palla di Frattali che ha visto il suo compagno per il 4-1. Movimento in area, Lipolis, grande la finta 2 volte, c'è un fallo, gran giocata, punizione che può essere letale, forse battuta proprio da lui. E Lipolis, ora punizione, vediamo se sarà letale come la prima, il tiro violento e dal gol! 3-2, 2 punizioni su 2 meravigliose di Lipolis, conquistata pure la punizione, si riapre nuovamente la gara qui da Ferentino. Pomezia che invia, Maccarinelli che la recupera, ora c'è spazio, Lipolis prova la bomba a scendere, prova anche questa al 39esimo, sfiora il 3 pari. E time out, entrambe le squadre riordinano le idee, partita feroce riaperta al 40esimo, al 38esimo da Lipolis, ancora su punizione. Adesso è tutto da vivere questa seconda parte di secondo tempo. Attenzione adesso 40esimo minuto, giro palla del Ferentino che prova a reagire dal 3-2, dovrà solamente, attenzione, Maccarinelli che la porta in mezzo, ancora Maccarinelli, il tiro però di Ruzza del gol! Di Ruzza che sente il pubblico, è 4-2, Ferentino che allontana ancora il Pomezia dal pareggio. Dopo il time out è stato probabilmente fermato il ritmo forsennato che aveva intrapreso il Pomezia, anche giustamente per cercare ha dovuto ragionare. Attenzione, non c'è fallo, la palla viene restituita a Maccarinelli che prova a riordinare le idee. Pallone di Lipolis, avanti, il pallone dietro, ancora si imposta l'azione, Pomezia che è duro a morire comunque, una rimessa laterale, si riparte dietro, il tiro forte, la prende con le mani fuori dall'area, grande svista, c'è un giallo per il portiere. Sarà battere Campoli direttamente al limite dell'area, funzione conquistata su errore di Martinelli, il tiro violento del gol del 5-2. Protestano gli avversari perché credevano che fosse in diretta, tiro di Campoli è tripletta, 5-2 Ferentino. Si riparte con Maccarinelli, Pomezia che ora sembra un po' stordito da questo doppio vantaggio, sono 3 comunque le lunghezze a favore degli uomini in maglia gialla. Pallone avanti, ottimo per Pro, la giocata ed è un gol meraviglioso in combo con Di Ruzza, risultano i 2, grandissima giocata questa del Ferentino che si allunga e va a segnare il 6º gol, 6-2. Giro palla ancora, pallone per Antonelli, il tiro, anzi di Morale, ancora la parata di Toti, ancora sale addirittura col suo portiere, allarga bene per Di Ruzza, la palla non arriva nel mezzo perché se l'è un po' allungata, Martinelli chiude in angolo. 55esimo minuto, pallone filtrante per il numero 5 che prova il tiro, Martinelli stavolta chiude tutto. Adesso ancora Pro appena entrato, avanti bene, attenzione Frattali, modo di girarsi, il pallone arriva dietro, la tiene, il tiro del gol del 7-2 sotto le gambe di Martinelli, gol che vale il 7º gol, chiude definitivamente la gara, dilaga il Ferentino che si sta meritando questa vittoria ed è chiusa qui anche la partita. Si chiude la gara con il gol di Piccirilli, 7-2 risultato finale. Pomezia che è stato in partita fino alla metà del secondo tempo, poi un errore di Martinelli ha chiuso la gara. C'è il terzo tempo tra le squadre. Saluti qui da Ferentino, 6-2 la partita, si chiude a Calcio a 5 Live e Live Bomber è tutto. Siamo qui con Matteo Piccirilli del Ferentino Academy. Innanzitutto complimenti per la vittoria, per il gol. Grazie mille, grazie mille.
Volevamo chiederti, cioè, siete un gruppo ormai imbattuto qui nel vostro girone, siete a +7 dalla seconda, che cosa potevate desiderare di più questo dopo Natale? Ma guarda, siamo partiti benissimo dopo queste feste, prima delle feste ci siamo allenati moltissimo, anche durante. E niente, volevamo appunto confermarci qui in casa ed è riuscito bene, insomma. Questo gruppo pare appunto imbattibile. Qual è il segreto, secondo te, di questa marcia vittoriosa che spero vi porti, ecco, al primato in classifica anche per i gironi di ritorno? Io penso che il gruppo è unito al di là di... ma sono tanti anni che giochiamo insieme, ci conosciamo bene e quindi diciamo i meccanismi ormai sono, ma tra virgolette, a memoria. E quindi niente, tutto qui. Vuoi dedicare questa vittoria, questo gol a qualcuno in particolare? Sì, voglio dedicare il gol soprattutto a mio padre, che non c'è più purtroppo, perché lui mi seguiva da sempre, mi ha seguito da sempre. E niente, lo dedico a lui, alla mia famiglia e al gruppo del Ferentino che è unito ormai da anni ed è una base solida a tutti gli effetti. Benissimo, ringraziamo Piccirilli, complimenti Grazie a per voi, le grazie belle a voi. parole e per la vittoria. In bocca al lupo per il resto.